Lo ha sottolineato con un sarcasmo che aveva trovato per lei ha sottolineato, riesco neanche a parlare dalla fatica. Perché sottolineamo? Non qualcun altro può dargli non sto facendo dire ma è dislessico. È BTS. Non sta perché? Perché anche io una volta ho forato una bicicletta. Come ha fatto? A me è venuto a sorridere perché ho forato una bicicletta sulla strada. Dopo 3 non tagli. Oh, ma lei ha una bicicletta, quindi sa di cosa si tratta quando si parla di bicicletta. Io mi guardo. L'umorismo di Caterina Pozzi è apprezzato ha una buffet gigante. Andate avanti, qui c'è una piccola tragedia. No, perché ci guarda in maniera passiva? Io non mi fido della consulenza di un singolo. Se c'è la possibilità di avere più pareri, io la tolgo così. Infatti, per pietà, per cadere, la propria chiamata in casa. Va bene, lei, come si chiama innanzitutto? Con la bocca della parte di racco via larga. Ah, una camera d'aria di ricambio. Senza masticare fino alla fine si finisce alle 2:30. Certo che la camera d'aria, che domanda? Ecco. Passiamo alla camera d'aria, tutto risolto. Dove sarebbe messo? Noi dobbiamo togliere tutto per poi estrarre la camera d'aria, sostituirla con la copertura. Sì. Lei è un medico. L'ha fatto anche a posto. Ci vuole l'attrezzo, quello per scalzare il. Ci vuole l'attrezzo? Oddio, lei ha un attrezzo, lei! Qualsiasi cosa di È una specie di leva lucidata che serve a scalzare. Ecco, scalziamo dalla sua sede il bordo del copertone. Sto parlando troppo tecnico, sia più semplice, lo prego. Si struga la roba, si nulla, come la roba, e quando sorte fuori il coperino, cosa la camera d'aria, a metà esce si estrae il cassino e fa la venire via dal muzzo.